ci sono sempre, ovviamente, i secondi fini. Questo è un canto di un signore chiamato Marcabru. Marcabru, ci sono sempre, ovviamente, i secondi fini. Questo è un canto di un signore chiamato Marcabru. Marcabru è uno dei primi trovatori che ha un brutto soprannome, pan perdut. Pan perdut non vuol dire che ha perso da mangiare, è semplicemente un piatto che era di moda nell'anno 1000 per i poveri, cioè brodo e pane. Non doveva essere molto fortunato Marcabru. Marcabru in questo brano scrive questo brano nel quale si incavola con mezzo mondo perché dice: nessuno vuole andare alle crociate nel nome del Signore, andate a liberare il Santo Sepolcro. E nella terza strofa dice: qui chi è che porta il peso di questa situazione? I pochi che ci sono andati e Silvio del Tempio Salomò e coloro del Tempio di Salomone. Cioè questa è una prima citazione in luogo non storico dei Templari, anche se i Templari poi, al contrario di quanto mitizzato oggi, erano lo stesso San Bernardo di Chiaravalle dice: Madonna, i Templari non si lavano mai, sono sempre lì con la bamba, e lo dice San Bernardo di Chiaravalle, non lo diciamo noi. Però dovevano essere indubbiamente una milizia assolutamente fedele e l'unica difesa a chi si avventurava nelle terre del Saladino, nella parte nord dell'Africa che era comunque occupata dai musulmani. Questo appunto è un canto di Marcabru che, al contrario del brano precedente, non è così allegro, si ispira ancora un attimo alle sonorità del canto gregoriano, a questa elegia, questo tono elegiaco, questo tono di rimprovero per chi invece lascia quei pochi crociati e i cavalieri templari in Terra Santa a difendere da soli la strada di chi andava al Santo Sepolcro.
salutiamo il professor Simone R. che si farà carico di seguire come bambini tutti i suoi fatti. La professoressa Tiziana che suona il liuto. Il liuto è uno strumento che nasce nel mondo occidentale a quest'epoca, nasce perché lo portiamo via agli arabi con le crociate, e si chiamava al-ud. Noi non sappiamo prendere come fare, lo chiamiamo liuto, e avrà una vita lunghissima fino praticamente all'epoca di Carlo. Io indegnamente sono una nota che indegnamente organizza tutte queste cose, indegnamente altrettanto suona l'arpa e suona le percussioni. E mi suona gli strumenti a corda anteriori chiaramente al Rinascimento. In questo momento sta suonando una viella a 5 corde del maestro Michele Sanginetto. Lo scorso concerto suonava la lira, una copia, chiaramente una ricostruzione della lira in argento di Leonardo da Vinci. Il professor Stefano Torelli, che ha questa stupenda voce di controtenore, e il professor cembalista e cantante, che canta con questa stupenda voce di tenore. Adesso arriviamo ai Carmina Burana. Dimenticatevi chiaramente i Carmina Burana di Carlo Orti, perché questi non c'entrano. Questi sono gli originali. Perché si chiamano Carmina Burana? Si chiamano Carmina Burana perché furono reperiti nell'archivio dell'abbazia di Benedict Boyer. Se ne deduce dal contenuto non propriamente sacro che magari qualche monaco se li era infognati o nascosti da qualche parte, perché insomma certi canti francamente parlano di tutto meno che di Santa Madre Chiesa. Il primo canto è Bacche bene venies, benvenuto Bacco, e ci si cerca di convincere la gente perché ci si beve e perché si ubriaca. Perché? Perché più o meno vi traduco le strofe, dice intanto perché Bacco intanto mitiga dolori e rende i rapporti più facili. Poi insomma il vino conquista i cuori degli uomini e li porta verso le donne a loro volta, se bevono un po', magari cedono un pochino prima, come vedete non sono propriamente argomenti monastici. Poi dice comunque poi, tranquillo in un ottimo latino, acqua pro sus coitum nequit impetrare, cioè l'acqua non porta al coito. Quindi signori, se volete avere, diciamo, soddisfazioni subaddominali dovete darvi al vino. Dice il Dio Bacco fa l'uomo giocondo, lo rende parimenti dotto e facondo, e pertanto noi leviamo i canti a te che sei il più grande di tutti gli dei, e questo vino generoso rende allegro sia l'uomo laico che l'uomo religioso. Bacche bene venies gratus et optatus, perque noster animus fidletificatur. Ipsum vinum bonum vinum vinum venerorum, vinum curiale provum animos, tacus forte superat et coronimorum, in amore concitat animos eorum. Vinum venerorum, vinum curiale provum animos. Agua
Ma in tutto ciò le donne che fanno? Perché non è che le donne nel Medioevo stavano solo in casa a curare i bambini, la donna nel Medioevo appartiene anche, se soprattutto appartiene a un ceto elevato, può e deve, ma intanto partecipa alla vita politica, l'abbiamo noi abbiamo avuto una Matilde di Canossa che era padrona di mezza Europa, ma soprattutto a quest'epoca, che siamo dopo l'anno 1000, quindi abbondantemente in epoca di crociate, le donne scrivono poesia, sia nelle due lingue che originano il francese di oggi, cioè la lingua d'Oil, da cui deriva il francese di oggi, in cui è scritta questo canto, e la lingua d'Oc, che è la lingua provenzale che tuttora si parla in alcune province sia della Francia che dell'Italia. Questo è un canto di cui il testo è stato scritto da una donna, ma la musica è stata scritta da Guillaume de Dijon. Di Guillaume de Dijon si sa pochissimo, è uno dei tanti trovieri di cui troviamo musica nei manoscritti. Mentre il testo invece è commovente ed è scritto da una donna, dice devo cantare per farmi coraggio, perché nulla mi conforta, perché non ce la faccio più, dice il mio compagno è partito per quella terra selvaggia e temo che non torni più, cioè il suo compagno ha preso la croce ed è andato in Palestrina e con lui sono partite tutte le mie gioie e mi sono rimasti solo i mali. Signore, quando grideranno ai guerrieri andiamo, Signore aiutate il mio uomo pellegrino, per cui sono tanto in pena, perché car felon sunt saraceni, perché i saraceni sono felloni.
ritorniamo ai nostri divertentissimi e audaci Carmina Burana. Si ritorna a parlare di vino e si ritorna anche a prendere un attimo in giro il clero, perché vedrete che dopo un primo canto si farà